Gentili amici del Grande Futsal, buon pomeriggio da Gabriele Pappolla e benvenuti al Palapoli. Da qui seguiremo insieme la sfida tra Femminile Molfetta e Cagliari, valida per la 13ª giornata del campionato di Serie A. Tesis controlla e lascia lì per Calea, tu per tu col portiere. Virdis, Pellegrini, va lì a calciare sul secondo palo, trova Vecchione tutta sola, passa in vantaggio il Cagliari con Vecchione. Pellegrini, Vecchione centrale, Filippa Mendes, Boukaleb con l'ausilio del palo, non passa su Caballero che le soffia il pallone e parte. Caballero, Ricottini ancora. Caballero va in porta con deviazione, Ricottini la vede all'ultimo e la riesce a toccare in corner. Contrasto, la palla è ancora in campo. Allora Furno, occhio a Virdis che ha spazio, servita la 11 che calcia sul secondo palo in diagonale, palla sul fondo. Cerca poi Ginosa davanti al portiere, Ricottini ancora bravissima. La sposta, calcia, la vede all'ultimo Boukaleb, sulla ribattuta c'è Pellegrini. 2-0 Cagliari, Faustin Pellegrini. Virdis si mette in proprio, va bene sul secondo palo, non arriva la deviazione di Aresu. C'è nessuna però che viene incontro, allora Boukaleb trova in qualche modo Caballero. Calcia Caballero! Un gol incredibile di Lenia Caballero! 2-1 Femminile Molfetta. Pellegrini imbuca sul secondo palo dove arriva Vecchione a fare 3-1. Cochito, Filippa Mendes tutta sola, la palla al centro, il gol di Vecchione che anticipa Pernazza, tripletta per Vecchione, 4-1 Cagliari. Eccolo il cambio per Luna che calcia, poi Caballero, palo incredibile, batte Caballero, fuori, Pernazza, la palla resta lì e Luna fa 4-2. Virdis ancora, Virdis, gran palla, Vecchione per il quarto gol, Boukaleb per un attimo, Vecchione, 5-2 Cagliari. Dell'Ernia, Caballero, imbuca per Luna! Magistrale quinto di movimento del Molfetta, 5-3, ancora Andrea Luna. Caballero, la lavora, spalla alla porta, lascia lì, Piccino! Imbuca l'angolo, 5-4, 54 secondi da giocare. Avanza, lontano, Boukaleb non controlla e Vecchione beffa. Ancora una volta il Molfetta, 6-4, Piccino. Luna, secondo palo, imbuca, Cerbone, fermata, Pellegrini prova l'ultimo tiro che va in rete, 7-4, finisce qui e il Cagliari porta a casa 3 punti fondamentali per il prosieguo della sua stagione.